ADHD Detox, episodio numero 2. Oggi voglio affrontare un argomento che a noi è molto caro, un argomento che parla di pigrizia, perché molto spesso le persone, comunque sia, che sono ADHD, vengono accusate di essere pigre o di avere un problema con la pigrizia. Mentre oggi ne parlerò di come l'ho vissuta io e di come la vivo ogni giorno, spiegando che comunque non si tratta di pigrizia. L'altro argomento, sempre correlato, che a noi è sempre molto caro, è il vero motivo per cui spesso capita che rimandiamo anche i compiti più semplici, i compiti che ci troviamo ad affrontare tutti i giorni, nella vita reale. Quindi vorrei parlare anche di questo. Quindi, tutti pronti? Si comincia.